La riconferma del Consiglio di amministrazione, l'approvazione di un bilancio più che positivo e le tante sfide da affrontare nel nuovo mandato. Nella sala consigliare Canova di Possagno, l'assemblea del GAL Alta Marca, l'agenzia di sviluppo che riunisce 22 comuni tra la destra e la sinistra Piave e alla cui guida è stato confermato il presidente Giuseppe Carlette, per il quale ora il tema principale da portare avanti nel territorio, che comprende le colline patrimonio dell'umanità, sono i servizi. Bisogna poi creare dei servizi che mettere a loro agio il turista che viaggia, in modo che sa che se anche di domenica o rompe la macchina o fuori la bicicletta c'è un pronto intervento. Secondo me sono piccole cose ma importanti per il nostro territorio. GAL, che è partner dei comuni e degli operatori turistici, a cui ha messo a disposizione nuovi strumenti come la guida stampata in 25.000 copie e prodotta in 4 lingue: italiano, inglese, tedesco e anche cinese. È stata sviluppata una guida delle eccellenze dei 22 comuni del GAL. Questa guida si chiama Esperienze da vivere in Alta Marca Trevigiana e vuole far capire che questo territorio ha un'offerta completa di turismo, non è solo turismo culturale, ma è anche natura, sport, enogastronomia. Quindi il turista che viene qui non deve fare un mordi e fuggi, ma può fermarsi più giorni. Alla guida si aggiungono 10 video emozionali e un docufilm intitolato Il vecchio e la bambina, con protagonista Maria Grazia Cucinotta. Iniziative che si uniscono ai 77 progetti finanziati da soggetti pubblici e privati, 54 dei quali già conclusi e altri ancora da mettere in atto per promuovere la fruibilità turistica dell'area. Mi stava molto a cuore un progetto che fa fatica a decollare, ma credo che comunque è il futuro, che è quello delle ricariche delle biciclette elettriche con le piazzole sui 22 comuni. È una cosa importante che credo cercheremo di promuoverla al meglio perché parta questo progetto.